L'ARS ha votato l'emendamento relativo ai fondi per il centro storico di Favara ed Agrigento e 2 asili nido di Favara, inserito nel disegno di legge norme in materia di riserva in favore degli enti locali. Nello specifico si tratta di 1 milione di euro per il recupero del centro storico e 100.000 euro per 2 asili nido di Favara e 3 milioni di euro per il centro storico di Agrigento. Ad esprimere soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento, grazie all'impegno del deputato del PD Panepinto, oltre che lo stesso onorevole e anche il PD di Favara. Grazie a Panepinto, dicono, la città potrà beneficiare di queste importanti somme. Altri attestati di soddisfazione arrivano anche dall'onorevole del PDL Nino Bosco. Si tratta di segnali importanti, dice Bosco, che non risolveranno i gravi problemi che persistono sul territorio, ma rappresentano certamente una boccata di ossigeno grazie all'impegno del Parlamento siciliano e della Deputazione agrigentina. Anche l'altro deputato agrigentino, Giacomo Di Benedetto del PD, interviene sui contributi destinati ad Agrigento. Adesso, dice, il comune deve lavorare affinché le somme destinate siano ben impiegate. Per il sindaco di Agrigento Zambuto, anche se con ritardo, finalmente arriva un segnale concreto da parte della regione siciliana che semina speranza in una situazione molto difficile. Non appena disponibili utilizzeremo queste somme, dice Zambuto, intanto per eliminare i pericoli più ingombenti ed offrire sicurezza ai numerosi cittadini interessati. Si tratta comunque di un primo passo nel fondamentale snodo del rifinanziamento delle leggi regionali numero 70 del 1976 e numero 35 del 1985, finalizzate alla rinascita del centro storico della città dei Templi. Infine Zambuto ringrazia l'onorevole Giovanni Panepinto, promotore dell'emendamento, tutta l'Assemblea regionale ed il Giornale di Sicilia che per 71 giorni nella sua prima pagina ha evidenziato questa emergenza. L'autorevolezza e l'impegno dell'onorevole Panepinto ha consentito di dotare il comune di Favara di 2 importantissimi finanziamenti. Lo dice Lorenzo Airò, ex sindaco della città. Esprimo grande soddisfazione per l'arrivo di queste importanti risorse che rappresentano un ulteriore impegno del gruppo dirigente del PD, dice Airò, per niente scoraggiato dal recente e deludente risultato elettorale, ma fortemente motivato ad esercitare un ruolo di autorevole opposizione costruttiva nelle proposte, non pregiudiziale nella valutazione della programmazione amministrativa. Anche l'Associazione Giovane e Cultura Beggia Favara esprime la propria soddisfazione e ringrazia tutti coloro che si sono impegnati, su tutti gli onorevoli Giovanni Panepinto e Nino Bosco. Per Davide Lumia, presidente dell'associazione, è chiaro che tali somme sono assolutamente insufficienti per far fronte all'emergenza centro storico che cade a pezzi e porta con sé il peso di 2 giovani vite spezzate. Secondo Lumia il contributo di 4 milioni di euro poteva essere diviso equamente tra i 2 comuni. In ogni caso, conclude, le somme accordate alla comunità favarese, 1 milione di euro, sono una grossa boccata d'ossigeno e un ottimo punto di partenza utile a far ripartire il ripristino del centro storico. A loro si unisce anche il presidente della regione, onorevole Raffaele Lombardo. Sono molto soddisfatto, dice, per il via libera del Parlamento regionale alla rimodulazione delle risorse del Fondo per le autonomie locali. Da questa piccola manovra tecnica, continua Lombardo, arrivano le risorse per la tutela dei centri storici di Ibla e Noto, ma arrivano anche fondi per gli aeroporti di Comiso e Birgi e i comuni alluvionati nel Messinese con 6 milioni di euro stanziati per Scaletta Zanclea e Itala. Con la rimodulazione si assegnano anche le risorse per il centro storico di Agrigento e di Favara. In tema di solidarietà, conclude Lombardo, sono previste iniziative per soggetti svantaggiati, disabili e ricovero dei minori. La norma libera anche 5 milioni di euro per l'emergenza rifiuti nelle isole minori, interventi per le saline di Trapani e un fondo da 11 milioni di euro per le polizie municipali.